Amici di Radio Guest, ben ritrovati in questa nuova puntata insieme a Lucio Gomiero, presidente della Fondazione San Daniele. Presidente, ben ritrovato. Buongiorno a voi, grazie di questa occasione. Stiamo parlando della Fondazione San Daniele che ovviamente collabora insieme al consorzio del prosciutto di San Daniele. Prima di inoltrarci in quelli che sono i progetti e le novità, un piccolo riferimento ad Aria di Friuli Venezia Giulia, che si è conclusa peraltro da poche settimane, che anche per voi è stata un'ottima occasione. È un evento che sorprende sempre, quindi anche negli anni scorsi che ho avuto l'opportunità di partecipare sotto un'altra veste, è un momento importante per la città di San Daniele, è un momento importante per la comunità dei 15 comuni della comunità collinare, ma diventa sempre più un biglietto da visita per la regione. È il motivo per cui anche quest'anno è stato chiamato Area di Friuli Venezia Giulia. Quindi da questo punto di vista il San Daniele è quasi una bandiera che porta nel mondo il Friuli Venezia Giulia. L'abbiamo usato tante volte il prodotto San Daniele proprio come elemento di comunicazione esterna, di adesione del sistema turistico internazionale al San Daniele, anche in Giappone, con un melone meraviglioso che si coltiva poco lontano dal mondo. Un'occasione anche per conoscere la Fondazione San Daniele, una novità, quindi lei è il presidente, subito la domanda: di cosa si tratta e quali saranno anche gli obiettivi della Fondazione? Tra l'altro proprio all'area di festa abbiamo presentato il programma. Il nuovo CDA si è insediato all'inizio di aprile, c'è stata una grande volontà dei 31 consorziati, delle aziende consorziate, di far ripartire a fianco del consorzio proprio la fondazione. Una fondazione che si era occupata nel passato di acquisire degli immobili e di pagare alcune borse di ricerca sul prodotto, borse di studio. Quindi dopo 2 anni di Covid in cui è rimasta come si dice al palo, si è deciso di ripartire, ma di ripartire con un'altra missione, non con un'altra, con una missione complementare. Quindi è stato scelto un nuovo CDA, mi hanno chiesto di aiutare questa ripartenza, questo restart up, io sono stato contento di questa cosa anche per il lavoro che avevamo fatto con il San Daniele ai tempi in cui guidavo Promoturismo, e quindi abbiamo delineato un piano col CDA. Abbiamo lavorato a braccetto ovviamente con il consorzio, parlato col presidente del consorzio, e alla fine abbiamo delineato questo piano che abbiamo presentato proprio ad Area di Festa. Il piano nostro, le attività, la missione si concentra su alcune parole chiave. Allora, la prima in assoluto più importante è il territorio, questa è la nostra prima parola. La seconda è brand. La terza è sostenibilità legata soprattutto all'ambiente, e la quarta è formazione. Territorio e brand diventano il connubio fondamentale che aiuta poi la promozione del prodotto. Quindi il prodotto diventa sempre più di qualità, sempre più eccellente, tanto quanto anche il territorio di cui porta il nome diventa di qualità ed eccellente. Ed è questa la missione della fondazione. Molto bene, ha parlato appunto di formazione e c'è un corso di formazione per gli artigiani del prosciutto. Di cosa si tratta? E anche qua siamo curiosi di sapere se siamo alla scoperta di nuove figure che ovviamente andranno a sostenere il prodotto, il brand, come ha sottolineato lei, cioè il prosciutto. Vede, sì, questo è il primo progetto della fondazione, e non è un caso. Noi abbiamo una visione integrata e olistica di quello che è il territorio, per cui anche alla presentazione della fondazione ho avuto molto piacere che ci fosse la Fondazione Friuli, che ci fosse Promoturismo, che ci fossero rappresentanti della regione e della comunità collinare, perché noi dobbiamo alla fine rendere ancora più vivo, ancora più forte un territorio che poi esprime un prodotto da questo punto di vista, e quindi quello che noi riteniamo fondamentale è che tutte le componenti siano a bordo. Non ci interessano solo gli operatori turistici, non ci interessa solo la guarneriana, ci interessa tutto il sistema, ed è fondamentale a questo punto che ci siano le aziende, perché fanno parte di questo sistema. Quindi è per questo che abbiamo deciso che il primo progetto, una delle prime iniziative, fosse destinata a loro. Quindi c'era questa domanda, questa istanza di portare persone a lavorare, ma perché no anche a vivere a San Daniele. C'era questa
necessità di sostituire e di passare competenze, no? Che via via si perdono nelle aziende, a nuove leve, quindi ci hanno chiesto un aiuto. Quindi insieme con il CDA, insieme con il consorzio, abbiamo attivato alcuni canali. Ovviamente io ho beneficiato di alcuni contatti che avevo precedenti in regione e certamente ho trovato le porte aperte all'assessorato di Alessia Rosolin, ho lavorato con la direttrice Chetti Segatti, abbiamo individuato poi l'organismo insieme a Gianni Fratte che poteva darci una mano, che era il CEFAP, e abbiamo con loro in pochissime settimane, veramente pochissime settimane a luglio, realizzato e montato questo corso, che è un po' diminutivo parlare di corso. Qui si tratta di un vero processo di inserimento di persone. Non faremo formazione generica, selezioneremo le persone, auspicabilmente perché il numero già di domande è importante, le abbineremo alle 12 aziende che hanno deciso in questa fase di essere coinvolte per uno stage, e quindi si parte già con una selezione fatta. E poi, se posso, aggiungerei questo: nella visione c'è l'inserimento delle persone nella fabbrica, perché certamente si tratta di un lavoro anche ben remunerato, anche con poche, diciamo, con giorni ben definiti, weekend liberi, eccetera. Ma noi vorremmo che qualcuno di questi poi riuscissimo a formarlo per diventare un vero operatore del territorio, quindi in grado poi non solo di lavorare il prosciutto, no? E sapere che ci vogliono tanti giorni sotto sale, quanti sono i chili e tutto quello che è il protocollo, ma che anche potesse tagliarlo bene, presentarlo bene, narrare le storie del prosciutto e magari, perché no, accompagnare nei luoghi della stagionatura del prosciutto anche i turisti. Ecco perché pensiamo a professioni che possono anche evolvere in futuro. Quindi è l'inizio di un percorso, più che un corso. Beh, sento parlare molto di turismo in questo progetto o nel futuro. D'altronde lei arriva da Provo Turismo e quindi sicuramente sa di cosa sto parlando. Chiaramente un occhio al futuro e anche verso il turismo, per ovviamente dar sempre più supporto a quello che è poi la regione Friuli Venezia Giulia, immagino. Ma questo è connaturato nella missione, ecco, non è un caso che anche Promo Turismo fosse sia a bordo poi delle varie iniziative che faremo. Io penso che in un territorio come quello di San Daniele valga ancora di più il motto che ho usato nel passato: dobbiamo gestire i nostri turisti come cittadini temporanei, farli sentire parte di una comunità. Poi resteranno 2 giorni, una settimana, ma magari tornano più giorni nel tempo, nell'arco dell'anno o della loro vita, perché li dobbiamo far aderire a quello che abbiamo detto anche ieri, no? Presentando insieme il corso, a una scelta di vita e di valori, ecco, da questo punto di vista. Ecco, il territorio di San Daniele si presta bene, è al centro del Friuli Venezia Giulia, è sicuramente un luogo in cui si possono fare delle esperienze enogastronomiche meravigliose. C'è un mondo della bike che si è iniziato a gestire anche bene da questo punto di vista, e ovviamente manca un po' di infrastrutture, manca un po' di ricettività. E questa forse è l'investimento, è la cosa su cui si dovrà fare qualcosa di più nei prossimi anni. Una ricettività che non necessariamente deve essere localizzata, può essere anche diffusa, raccordata, ma che consente magari di stare a San Daniele qualche giorno in più. Oggi è più un luogo di passaggio. Ecco, dobbiamo mettere delle maglie della nostra rete un po' più fitta per tenerli un po' di più. Questo è un po' l'obiettivo, ripeto. E San Daniele oggi rappresenta per la regione, per il turismo, lo dico con grande schiettezza, uno dei brand più forti in assoluto. Sta sul podio dei brand, soprattutto in logica di internazionalizzazione. Sarà San Dir che sull'Italia, sulla Venezia Giulia è notissimo, ma anche a livello internazionale può fare veramente, è sul podio dei brand della regione per il turismo. Ringraziamo il presidente Lucio Gomiero, presidente Fondazione San Daniele. È stato un piacere, sarà un piacere anche seguire le novità e l'evolversi dei vostri progetti, del consorzio, ma soprattutto della fondazione. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie, buon pomeriggio.